Siamo con Mariano Cordioli, nostro giardiniere del Parco Giardino Sigurtà del Grande Tappeto Erboso. Gli chiediamo di raccontarci qualche curiosità. Buongiorno a tutti, siamo qua nel grande tappeto erboso. Come vedete è un tappeto composto da vari tipi di erba, in particolare agrostide stolonifera e un miscuglio di loeto. Che tipo di manutenzione richiede questo tesoro verde? È una manutenzione semplice da parte nostra, però professionale. Abbiamo delle macchine professionali a taglio liquidale, lo tagliamo un giorno sì, un giorno no. L'erba che viene tagliata rimane sul terreno, che va a concimare il terreno sottostante. E un altro segreto per tenere un bel tappeto è l'irrigazione. L'irrigazione viene fatta parecchie volte con tempi di durata brevi, in maniera di tenere un'umidità costante per far sopravvivere l'erba, soprattutto nel periodo estivo, quando c'è molto caldo e l'erba ha la radice molto corta, 1 cm 2 sotto il suolo del terreno, dunque l'umidità deve essere solo in quei pochi centimetri, altrimenti va a soffrire e vedremo un'erba gialla. Grazie Mariano. Prego.